L'assessore Marco Vullo ai servizi sociali del Comune di Agrigento ha commentato positivamente l'avvio dell'accordo di collaborazione gratuita tra il Comune di Agrigento e il CESVOP, Centro Servizi per il Volontariato di Palermo, che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di azioni di solidarietà e di cittadinanza attiva. Dopo il primo incontro che mi ha visto presente, afferma l'assessore Vullo, insieme al CESVOP presente con la consigliera Maria Concetta Venezia e altre 33 associazioni di volontariato, associazioni culturali, enti del terzo settore che svolgono la loro attività di impegno sociale e valorizzazione del territorio di Agrigento. Abbiamo posto le basi per rafforzare il tessuto sociale del welfare. Non posso che essere soddisfatto per l'interesse suscitato già da subito. Siamo riusciti, continua l'assessore Vullo, a creare una rete orizzontale, una collaborazione che mira a implementare tavoli di coprogrammazione e coprogettazione, di collaborazione che promuovono il volontariato nel nostro territorio. A breve sarà costituito anche un coordinamento tecnico che supervisionerà le iniziative da portare a termine. Già nel mese di maggio avremo un secondo incontro operativo. Posso oggi affermare che ad Agrigento si è costituita una rete solida che vede il mio assessorato, continua Vullo, il CESVOP e il mondo dell'associazionismo remare in una unica direzione, creare opportunità di sviluppo nel territorio, e con questa rete di professionisti e di sensibilità possiamo fare solo bene.